Nicola, tu hai seguito i tuoi sogni, tu sei nato parti da Taglio di Po, parti in un paese che qualche svantaggio ce l'ha, non abbiamo una scuola superiore vicino, abbiamo un'università lontana. Quando è che ti è scattata la molla di diventare quello che sei diventato? E quando hai capito che era il tuo, come l'ho detto prima, cioè quando si capisce che il tuo istinto, il tuo intuito ti porta lì? Scusate che non avevo acceso il microfono, ma intanto grazie ovviamente per l'invito sia il sindaco che tutta l'amministrazione locale, fa piacerissimo essere qui a Taglio di Po. Ma quando ho capito di essere un ricercatore, quando in pratica ho sentito che dentro di me c'era proprio una ricerca di un qualcosa di dopo, di qualcosa anche, come si può dire, per combattere contro me stesso, per cercare sempre qualcosa di nuovo. È lì che è nata la mia ispirazione per la ricerca, che guida anche oggi, tuttora, diciamo, non dico tutte le mie azioni di vita quotidiana, è troppo, ma comunque il mio vivere quotidiano, quello sicuramente sì. Ecco, non mi sentirei completo se non avessi proprio la parola ricerca. Per questo, come ha detto giustamente Leandro, ho dovuto fare anche dei sacrifici, perché senza dei sacrifici non sarei mai arrivato fino a questo punto e spero anche di arrivare ad altri punti. Quindi all'inizio, giustamente ha detto Leandro, sono dovuto partire a 18 anni proprio, partire da Taglio di Po, andare a Padova. Padova per noi è una città grossa, mi permetto di dire, però mi viene anche da dire che noi siamo cittadini del mondo, cioè i diciottenni di oggi nascono ad Adria, probabilmente a Portoviro, probabilmente più ad Adria, Rovigo, quello che sarà, però nascono, diciamo, nel mondo, a differenza magari di qualche decennio fa, cioè subito possono venire a contatto con un collega, non so, australiano, eccetera. E dopo questo trascorso a Padova è stato impegnativo, insomma, comunque una distanza geografica importante, poi la vita mi ha portato verso altri posti, sono andato in America e anche quella è stata un'esperienza bellissima per me. E poi sono andato infine a Palermo, dove ho preso, diciamo, il posto da professore associato in medicina interna, che insomma è un posto per cui ho lottato tutta la vita e quindi sicuramente sono stato contentissimo di arrivarci. Ecco, tu sei giovane, nel senso che nello standard italiano chi ha 40 anni, 42, 41, 40, quindi sei dell'83. Sì, del 1 febbraio. Nello standard italiano un giovane ha ancora 40 anni, forse a livello Cina o anche in America a 40 anni sei già... Perché non riusciamo a raggiungere, abbiamo questo gap che da noi si è ancora giovani a 40 anni? E un'altra domanda, i giovani rispetto alla tua generazione proprio aveva cominciato a conoscere il computer, non conosceva le app, non conosceva tante cose che adesso ci sono, Google era appena nato, quindi che vantaggio hanno su questo e che svantaggio hanno da questo? Per quanto riguarda arriviamo giovani a 40 anni perché noi abbiamo una grande tradizione a differenza di tanti altri paesi. Nel nostro incipit, cioè è nella nostra formazione, nel nostro retaggio culturale, mi viene da dire, forse c'è anche da dire ciò che l'Italia è uno dei paesi con la più lunga sopravvivenza di tutto il mondo, anche quello conta ovviamente. Certo che in altri paesi, sono stato anche in America, a 30-40 anni ho già raggiunto ampiamente quello che io ho raggiunto a 40 anni, invece io sono stato professore associato a 40 anni, penso di essere uno dei più giovani d'Italia, esatto, alla fine, insomma, almeno nel campo medico, poi non parlo di altri campi di cui non conosco. Il rapporto con le tecnologie è sempre complicato, io mi ricordo ancora quando avevo 10 anni circa, erano i primi computer, mio padre ha dato a comprarlo, e i floppy disk e tutte queste cose, eccetera. È un rapporto sempre, come si può dire, quando tu vedi un'innovazione, tu devi essere pronto ad accettarla, l'innovazione all'inizio ti sorprende, ti può anche spaventare, eccetera, ovviamente, ed è sempre proprio un compromesso, lo vediamo adesso anche noi nel 2023 con l'intelligenza artificiale, anche lì dovremo scendere a compromessi anche in medicina ormai, perché negare, ho un collega radiologo, di vedere un attacco in 4 secondi, quando lui magari ci può mettere un'ora per vari motivi, insomma. Vantaggi? Sicuramente che io sono hegeliano in questo, lo spirito va avanti
e si trasforma in se stesso. Svantaggi, cioè, è ovvio che ecco, nel campo medico ad esempio sento che a volte ci allontaniamo dalla persona. È una sensazione magari anche sbagliata, però siamo sui cellulari, siamo sui tablet, siamo sui computer e nel nostro campo i miei specializzanti stanno ore al computer, minuti con le persone. Invece nel campo medico vorrei esattamente il contrario, assolutamente. Ti faccio la domanda del momento. La sanità italiana verso dove sta andando? Sta andando verso una privatizzazione esasperata, o meglio, la esasperata privatizzazione può portare benefici o secondo te all'interno vedi delle negatività? Ma il nostro sistema sanitario nazionale è sempre stato diciamo, un fiore all'occhiello del nostro Stato, assolutamente. Siamo impegnati tutti per crearlo così, tasse, con sacrifici, sia da parte del personale sanitario ma anche del popolo, insomma, mi viene da dire. Ora, questo è da anni che noi stiamo dicendo, guardate che il sistema sanitario nazionale non può più durare così. Io mi ricordo ero studente, ma oggi cominciamo forse finalmente tra virgolette, a toccare questa cosa, infine a toccare questa cosa. Cioè, privatizzare, qua è un'opinione molto personale, alcune cose andranno sicuramente privatizzate anche per rispettare i tempi d'attesa. Anche lì secondo me ci vorrà un compromesso, probabilmente, devo dire che per quanto riguarda la classe medica siamo stanchi, cioè abbiamo ore e ore e ore in plus, non riusciamo assolutamente a recuperarle, ci sono pochi colleghi, ti chiamano reperibile, è cominciato a diventare un lavoro diciamo logorante, tra l'altro non viene né dal punto di vista economico ma anche ormai dal punto di vista sociale qualcosina ha perso rispetto ai miei colleghi di 40-50 anni fa. Non so dire se tra 10 anni saremo ancora così, avremo svoltato verso l'America o avremo trovato non so, un compromesso tipo la Svizzera, questa è una domanda troppo più grande di me. Io penso che comunque finalmente forse infine, perché finalmente è venuto fuori questo problema, cioè che attualmente non è più sostenibile con le risorse umane che abbiamo, assolutamente. Meditiamo, gente, meditiamo e facciamo un applauso naturalmente a Nicola. Posso approfittare di Nicola per fargli un'altra domanda? C'è uno spartiacque, allora, faccio un giro lungo, in Friuli c'è prima e dopo il terremoto, nei giovani c'è un prima e dopo Covid, nel senso il Covid cosa ha lasciato specialmente nelle generazioni dai 15 ai 20 anni sul terreno, quanta sofferenza psicologica, psichiatrica addirittura, c'è questo spartiacque e secondo te quando riusciremo a superarlo? Quanto tempo ci vorrà ancora? Che ci sia questo spartiacque è indubbio. Io non posso parlare di questa generazione ma posso parlare degli studenti di medicina che comunque hanno dai 22 ai 25 anni. Loro stessi mi dicono professore, cioè io non ho vissuto la vita di reparto, non ho visto, vedevo addirittura visitare i pazienti tipo da una webcam da casa mia o da un laptop di casa mia, ma è tutto ben diverso, toccare uno, cioè voglio dire, è completamente diciamo diverso. Questo, sai, come tutte le cicatrici tra virgolette psicologiche, non sai mai cioè, in quanto tempo, tanto se si risolvono e in quanto tempo si risolvono. Questa è anche una cosa molto, secondo me, personale. Io posso dire che è stata una grande batosta, proprio dal punto di vista psicologico, per le persone giovani, anche perché nel momento in cui tu vai a limitare la libertà, uno dei beni più preziosi che noi abbiamo, ovviamente soprattutto a 18 quando sei anni, giovanissimo, assolutamente, cioè, sicuramente è una batosta che bisognerà vedere in quanto tempo si risolverà, insomma. E perché non sei andato via? Perché non sei stato un cervello in fuga? Cioè, questa è una tentazione, sai, che ti viene sempre nella vita. Però devo dire che quando tu sei in America ti manca anche l'Italia cioè, ti manca, ma ti mancano delle cose a volte che poi definisci stupide, però il colloquio, anche la lingua semplicemente, anche la nostra cucina ovviamente, ma anche come si vede anche la maniera di affrontare la vita che è sempre molto più elastica, soprattutto a Palermo questo, ma molto anche più scialda, più tranquilla, eccetera. Cioè, voglio dire, in America, cioè, mi permetto di dire, c'è stato un anno
cioè È tosta. è tutto protocollo, cioè, tosta. non è neanche più tosta della nostra, è proprio tutto molto rigido. Se ti piace questo, stai là, insomma, qua devo essere sincero. E a Palermo quanto ti manca il paesello? Scusami, A Palermo quanto ti manca Taglio di Porto? un sacco. Ah sì? No, Palermo è una città incredibile, che è bellissima, è sul mare, cioè, anzi andate a visitarla perché è veramente bellissima artisticamente, è una città meravigliosa, però devo dire che Taglio di Porto è casa mia, assolutamente. Ti ha fatto bene a farlo. Grazie Nicola, ma certamente Laila ne ha facoltà. Non è più una curiosità, è il fatto che in America ai 40 anni uno è già vecchio, diciamo, mentre noi, ma c'è uguaglianza di studio nelle persone che vengono dall'Italia, perché so che sono molto ricercate, sono molto ben volute, studiano di più, sono più preparate rispetto alle persone americane? Non so se è una domanda stupida, è una curiosità mia personale, grazie. Ma guarda Laila, sai cosa? Sono preparati, ti dico, in maniera diversa. Gli americani sono, dal punto di vista hanno fatto percorsi diversi, ad esempio anche in medicina, tipo per loro c'è subito la pratica, poi la teoria. Per noi abbiamo libri in anatomia, fisiologia, sono libri che ancora adesso me ne ricordo, medicina interna eccetera, e poi integriamo la pratica. Loro invece il primo giorno che arrivi là, pratica, va subito a fare l'autopsia, va subito a aiutare il paziente eccetera, e poi vanno a ritroso. E qua ci sono dei pro e dei contro ovviamente, come in tutte le cose, quindi le discipline più pratiche, la chirurgia probabilmente sono uno scalino sopra, quelle invece in cui tu devi sapere, aver studiato eccetera, metto di dire forse partono meglio ma poi si sgretolano insomma.